Presidente, da questo trapianto record con tanto di sorpresa qui oggi. Beh, è una grande soddisfazione sapere che il Veneto è stata la prima regione a trapiantare questo cuore da persona deceduta, da cadavere, come si dice tecnicamente, un cuore che non ha battuto più per 45 minuti, dopodiché impiantato in un'altra persona. È stata salvata la vita da questa persona, Francesco, che oggi a sorpresa ha voluto essere qui e quindi è stato emozionante sentirlo parlare e vedere anche in che perfetta forma fisica oggi sia. E poi come ricercatore la soddisfazione di aver dimostrato che i ricercatori italiani sono molto bravi e quello che gli americani pensavano non fosse possibile fare. Io dico che sono l'esempio vivente che dopo la morte può esserci la vita. L'importante naturalmente è che indipendentemente dal tipo di donatore, a cuore battente o a cuore fermo, quindi morte cerebrale o con morte cardiaca, l'importante è che il soggetto abbia espresso in vita la propria volontà di donare gli organi, ma se questo non è accaduto, che i familiari, in un momento molto tragico, molto drammatico che è quello della constatazione della morte, siano così aperti nell'accettare di donare gli organi del proprio congiunto. Si pensi solo che uno dei grandi limiti sono le donazioni di organi. Pensare di poter avviare questi trapianti da cadavere significa ovviamente aprire un nuovo corso. Dall'altro noi abbiamo già raddoppiato i trapianti rispetto all'anno scorso e il Veneto è una delle prime, se non la prima regione in Italia a danni alternati per numero di trapianti di cuore. Siamo ovviamente in testa alle classifiche per trapianti di rene, di polmone, di fegato, e anche con il pancreas abbiamo assolutamente un'eccellenza.